Un export eccezionale, registrato nel 2011, come è successo questo dato? Da dove parte? Ma noi abbiamo costruito il nuovo stabilimento in cui siamo nel 96, abbiamo fatto 3 ampliamenti, sempre finalizzati per essere l'azienda di riferimento per i mercati mondiali, quindi grandissima sicurezza, qualità, intesa come qualità a 360 gradi, cioè non solo qualità organolettica ma in termini anche di sicurezza microbiologica, evasione ordine, potenzialità produttiva, capacità a evadere anche promozioni per mega ordini per i grandi gruppi mondiali, grandissima attenzione all'igiene e ai clinic, grande professionalità negli interlocutori che sono all'ufficio estero. Con queste armi siamo diventati diciamo il produttore di gorgonzola che esporta di più in tutto il mondo e stiamo facendo crescere il comparto gorgonzola. Ci crediamo nell'export, naturalmente il mercato nazionale è più o meno saturo, comunque lo sosteniamo lo stesso perché comunque una parte dei nostri investimenti in comunicazione lo facciamo anche sull'Italia, però naturalmente se vogliamo crescere dobbiamo crescere sull'esportazione. Abbiamo cominciato a esportare nei paesi europei, quelli vicini naturalmente, che sono i maggiori acquirenti di gorgonzola come Germania, Francia, Paesi Bassi, UK, Svizzera, però naturalmente non abbiamo trascurato quindi di investire risorse sui nuovi mercati, quindi tutto l'est Europa. Abbiamo ad esempio la Polonia che sta avendo delle performance ottime, la Romania anche, quindi la Russia, Mosca, quindi stiamo andando molto bene anche su questi mercati, però e adesso stiamo puntando moltissimo sul Far East, quindi su tutto l'overseas, quindi Canada, Stati Uniti, Giappone, che questi sono i mercati tra virgolette ancora storici, abbastanza allineati ancora a Francia e Germania, ma adesso ci stiamo proiettando soprattutto su Corea del Sud, Australia, quindi sono i mercati emergenti che però apprezzano molto il nostro gorgonzola e ci siamo trovati in una situazione paradossalmente che non riusciamo neanche a spiegarci certo che ce lo spieghiamo, sono delle barriere. Ad esempio da quest'anno, dal 2011, gli Stati Uniti hanno alzato i limiti di accettazione per gli escherichia-coli, quindi rispetto alla 2073 europea loro pretendono che su 10 campioni analizzati 9 devono essere inferiori a 10 escherichia-coli UFC grammo e uno solo tra 10-100. La normativa europea prevede non superiore a 100, quindi sono dei parametri estremamente restrittivi. Poi non solo i parametri microbiologici, sono anche, non so, la Russia ha introdotto delle certificazioni e pretende delle analisi per avere i certificati veterinari che quindi i nostri veterinari ci pretendono, con delle analisi incredibili, che sono assurde, radioattività sempre più frequenti. Allora sono dei costi, ma chiaramente non interpretiamo come delle barriere all'importazione. Come si può risolvere allora questo problema? A chi vi state appellando? Allora, ma niente, non è che ci appelliamo, come Assolarte abbiamo fatto un intervento presso il Ministero dicendo attenzione, qui è una questione di accordi bilaterali, perché sappiamo che ad esempio il Canada con l'Inghilterra per lo Stilton ha degli accordi bilaterali a seguito di reciproci aiuti, noi con gli americani e tutto siamo sempre disponibili quando dobbiamo dare una mano a fare qualcosa, gli inglesi li ottengono, noi no, i tedeschi li ottengono, noi no, cioè quindi è una questione secondo me di peso politico. Io devo dire che non mi aspetto niente dai politici, quindi andremo avanti con la nostra strategia, quindi di picchiare duro su tutti i mercati con la nostra organizzazione, investendo risorse nostre, però chiaramente se venisse che qualcosa a livello di accordo bilaterale sarebbe ben gradito.